Mi chiamo Michele Ieri, sono Corporate Business Manager di Alfio Bardolla Training Group, è una società di formazione quotata in borsa italiana che ha sede a Milano. Siamo 85 persone, ci occupiamo di educazione finanziaria e quindi tutti gli strumenti che possono portare a un miglioramento finanziario del singolo individuo e delle aziende. La gamification è uno dei processi più innovativi dell'ultimo periodo, è già iniziato da qualche tempo. È un percorso che si può effettuare sia all'interno dell'azienda come formazione, partecipazione e esperienza diretta a quello che poi l'azienda vuole proporre sia all'interno per i propri dipendenti che all'esterno per i propri clienti. Noi spingiamo addirittura la gamification all'esterno perché abbiamo un progetto di gamification dell'intera azienda nei confronti dell'utente finale, che è un processo abbastanza interessante, quindi è sicuramente uno dei metodi migliori, principali, più importanti e più moderni per sviluppare engagement aziendale all'interno, ma anche per sviluppare engagement e partecipazione da parte del parco cliente. Ci sono tante teorie sullo smart working, sulla presenza e non presenza sul luogo di lavoro, sull'ottimizzazione delle condizioni della sede di lavoro e del posto di lavoro per le persone, così come dei rapporti tra le varie persone all'interno di un'azienda, quindi dal rapporto gerarchico che è facilitato, che è diverso, che è più partecipativo, al setup di un ambiente di lavoro, di un sistema di lavoro che sia comunque volto verso il benessere della persona. Per la parte fisica anche dell'ufficio, io vi invito tutti, se possibile, a venire a visitare il nostro ufficio, non potete venire tutti, però è sicuramente un esempio di come l'attenzione sia rivolta sì alla funzionalità dell'ufficio, ma anche al benessere della persona con spazi ricreativi, con spazi comuni e comunque l'attenzione del rapporto col lavoratore e con la persona che deve comunque interagire con la struttura costantemente è molto molto curato e molto attento. Le competenze richieste sul mercato di lavoro cambiano a una velocità pazzesca. Chiunque si stia formando in questo momento con la classica educazione formale avrà delle competenze che probabilmente dopo il primo anno all'università saranno già superate. Quindi le competenze che si stanno sviluppando sono per la maggior parte digitali, sono per la maggior parte online, sono di capacità di interpretare le tendenze a livello di presenza social e di comunicazione in modi e maniere che sono sicuramente più innovativi e più tradizionali. Cambiare il management e cambiare la struttura e la modalità di management è un processo che è in corso, è un processo che si autoalimenta, un po' come il livello di comunicazione. Non è più una comunicazione che arriva dall'alto, ma una comunicazione che si espande a livello sociale, a livello personale, a livello di pubblico, e quindi anche il cambiamento manageriale avverrà con un processo di formazione che è continuo ed è un percorso di crescita comunque che è in corso e non potrà essere arrestato in nessun modo.